Sportivi siciliani di 7 Gold, canale 15 del digitale terrestre, bentrovati con l'edizione speciale di Penalty. Speciale perché siamo nella settimana di Natale e soprattutto perché i campionati sono fermi, pertanto oggi daremo spazio ai nostri faccia a faccia. Ed iniziamo con un faccia a faccia che abbiamo avuto con il presidente della NISA FC, Luca Giovannone. Merry Christmas! Imprenditore carismatico, travolgente e soprattutto amante del calcio. Già presidente del Torino, ma oggi presidente della NISA FC. E qui con noi Luca Giovannone. Nella nostra trasmissione abbiamo questo faccia a faccia anche per conoscere in un certo senso l'altro lato di Luca Giovannone. La prima domanda che le faccio è la seguente: cosa spinge un uomo del nord, che poi volendo lei del nord non c'è perché è nato proprio nel cuore della nostra Italia, al centro, nella zona di Frosinone, ad investire comunque qui nel sud, in una terra con tanti quesiti, ma credo che abbia tantissime risorse? Lo dico in breve perché ci vorrebbe una puntata a parte, però ecco, io comunque poi dopo che ho ceduto il Torino a Cairo sono rimasto a vivere lì dal 2005 per 18 anni. Avevo rinunciato al calcio, salvo gli ultimi 5 con la mia azienda. Ho fatto la sponsorizzazione del Milan, c'è stata anche la vittoria dello scudetto, c'è stata anche la Champions League e poi però quando c'è stato il fallimento del Catania e il comune ha emesso il bando, ho pensato, ma Catania è una bella piazza e l'idea l'ha stuzzicato, mi vado insomma a candidare. Perso il Catania perché giustamente è stata data a Pelligra, miliardario australiano, e Forza Catania. Mi hanno contattato da tutta Italia, devo dire, per propormi squadre dalla Serie A alla seconda categoria. Immagino. E tantissime dalla Sicilia. Vincenzo Cancellieri, direttore generale della NISA, mi ha invitato fortemente a visitare la città, è piaciuta a me, è piaciuta a mia moglie Ioana, e ho visto lo stadio. Quando ho visto lo stadio, che è uno dei migliori la potenzialità della Sicilia, ho capito che non era la piazza di Torino, non era la piazza di Milano, non era la piazza di Catania, però lì potevo realizzare un progetto che comunque una città come Caltanissetta, del centro Sicilia, di 70.000 abitanti, un progetto di calcio sano dove si può comunque arrivare lontano. Presidente, cosa le piace di più dei siciliani? Allora, io scherzando, Torino la chiamo la fredda Torino, ma la fredda sia come clima e anche come atteggiamento delle persone. Devo dire, Torino è una bellissima città, mi ci trovo bene, si trova bene anche mia moglie, però il calore umano che c'è in Sicilia mi ricorda il calore umano della gente ciuciara, della gente dove io ho origine, Cercano, il mio paese, la provincia di Frosinone, e ci sentiamo meglio qui, quindi a noi piace questo amore che è reciproco, questa gioia di vivere, anche le cose più semplici, e questa passione per il calcio è incredibile. Poi a livello, poi io sono laureato in psicologia e ho compreso e anche studiato il fatto che il calcio è l'evento più seguito al mondo da tutti i punti di vista. È vero. Quando ho scoperto che anche il campionato di eccellenza è così seguito, ho
ho capito che non era un essere sminuito a fare l'eccellenza, anche se dall'eccellenza ho sentito anche i cori dei nostri tifosi della curva, l'eccellenza non ci appartiene, Caltanissetta Sappiamo è una benissimo. città che merita molto. Quindi ci vuole poco ormai completamente per innamorarsi di questa bella terra. Ci vuole pochissimo ormai. Ma questa bella terra non ha nulla da invidiare. Con mia moglie abbiamo girato il mondo, anche i Caraibi, anche la stessa Sardegna. Noi abbiamo uffici in tutta Italia, anche in Sardegna abbiamo l'ufficio. E il mare della Sicilia niente da meno rispetto al mare dei Caraibi e rispetto al mare della Sardegna. Più tutte le bellezze, la storia, l'Etna e la Sicilia, tutto. Potrebbe essere una nazione a sé completa, potrebbe essere. Però è anche vero che è una terra piena di contraddizioni e lei probabilmente le avrà viste che comunque qualche contraddizione c'è anche nei comportamenti delle persone, credo. No. Non ho avuto questa fortuna. Io ho allora. visto solo lati positivi della gente, le contraddizioni fanno parte dell'essere umano. E devo dire che la sincerità che ho visto in Sicilia è da invidiare. Addirittura, quindi non l'ha riscontrata neanche in altre realtà. Assolutamente no. Che bella cosa. Allora, famiglia, lavoro, squadra, le manca ancora qualcosa per essere completamente felice? No, non mi manca assolutamente nulla e ringrazio Dio ogni giorno di quello che mi ha dato, insomma. Ci parli un po' della sua famiglia, perché noi, insomma, conosciamo poco, insomma, della sua bella famiglia che lo accompagna anche in questo bellissimo progetto targato Nissa. Allora, qui sono presenti Ioana, che è la mia giovane moglie, che ormai da 10 anni mi segue in tutto, condividiamo tutte le passioni. E anche lei si è entusiasmata anche del calcio, Della Sicilia. anche della Sicilia ora e devo dire con lei lavoriamo anche insieme. Lei è una laureata in economia aziendale e ha preso un ruolo importante nella mia azienda. Io ho un'agenzia per il lavoro con uffici in tutta Italia. Mio figlio, che è il terzo figlio, a differenza delle prime due, anche loro laureati alla Bocconi in economia aziendali, che hanno scelto di lavorare con le multinazionali, una dirigente di Avanti, una della più grande società di consulenza al mondo, Bain & Co. In pratica Lorenzo invece ha scelto di lavorare, l'ha sempre detto che voleva lavorare con me. E l'ha coinvolto anche nel progetto Nissa. Come si è laureato 2 mesi fa mi ha sorpreso perché pensavo si prendesse l'estate di vacanza, il giorno dopo si è messo a disposizione. E questa è una grande soddisfazione da papà e anche da presidente. Ha fatto una settimana di vacanza, però gli piace. Poi a noi il lavoro che facciamo, a me, mio figlio e mia moglie, ci piace, significa aiutare le aziende a cercare la manodopera, significa aiutare i disoccupati a cercare un lavoro e anche a formarli sul lavoro. È un lavoro che riteniamo nobile. Per chiudere, Presidente, l'ultima domanda. Tutti abbiamo un cassetto dei sogni. Il suo è vicino a lei, lo apre ogni tanto e spulcia quale potrebbe essere il suo vero sogno? No, il sogno è già realizzato perché non ci manca nulla e siamo felici di quello che abbiamo. Cerchiamo di proteggere quello che abbiamo. Nel calcio ora c'è questo progetto di andare il più lontano possibile con la squadra di Caltanissetta, con la Nissa. Nel lavoro cerchiamo di fare bene e portare avanti questa azienda che comunque è in crescita
anche perché purtroppo ora più che mai la manodopera in Italia non riescono a reperire le aziende e i disoccupati che cercano lavoro hanno bisogno di formazione, ora più che mai quindi hanno bisogno di noi proprietari di agenzie per il lavoro. Per cui i sogni sono tutti avverati, però il sogno più bello è ogni giorno di godersi la vita come se fosse l'ultimo giorno. Complimenti, mi piace questa sua bella risposta. Io la ringrazio, Grazie speriamo a lei. di aver avuto modo di conoscere anche gli altri lati di Luca Giovannone, presidente della Nissa, a cui auguriamo chiaramente le cose più belle anche con la sua famiglia, ma soprattutto con la gente di Caltanissetta. Grazie a lei, direttore, grazie a tutti. Il nostro primo faccia a faccia all'interno di Penalty Christmas con Luca Giovannone, presidente della Nissa FC. Adesso arriva quello con Mario Marino, dirigente sportivo, nonché grande conoscitore del calcio italiano. Bentrovati con il faccia a faccia. Il personaggio che andiamo subito a conoscere viene anticipato comunque dalla lettura di alcune sue note personali. Giocatore, allenatore, direttore sportivo, dirigente e soprattutto talent scout. Non amante dei salotti televisivi, oggi il nostro faccia a faccia è con Mario Marino. Ciao Mario, ben trovato. Ciao Ettore. Cercheremo di scoprire tanti lati di Mario Marino perché lo vorremmo un po' più presente in quelle che sono le domande che non riguardano il calcio, anche se poi indirettamente il calcio penso faccia parte della tua vita, no? Sicuramente. Assolutamente, ha contrassegnato Ha fatto- il tuo percorso. Sì, sicuramente. La prima domanda che ti faccio è la seguente: cosa serve oggi per diventare un giocatore di Serie A? Avere tante le capacità sicuramente naturali, Doti tecniche. sicuramente le qualità tecniche e di trovarsi nell'ambiente giusto con persone giuste. E questo è molto difficile ultimamente? Molto, perché ci sono molti millantatori e molta gente che non ha fatto calcio che ha scoperto che col calcio può lavorare, può arricchirsi e può gestire anche tante situazioni che non hanno niente a che vedere col Cioè il calcio vero. business ha creato Sicuramente diversificazioni tante diverse. figure. Guarda, io per esperienza diretta al mercato, ai mercati di calcio di Serie A, Serie B, Serie C, professionistici, la massima parte della gente, l'80% è gente che non ha mai fatto calcio, però già che a cravatta ha quell'aspetto del sapere e dell'essere capace di gestire qualsiasi tipo di situazione. Nascondono altre figure, Sì. assolutamente. Quali sono le difficoltà morali che incontrano i ragazzi di oggi nel calcio di oggi? Le difficoltà morali, ci sono tanti aspetti, c'è l'educazione familiare che spesso manca, esempi negativi che sono tantissimi, ma anche ultimamente anche questo qua del giocare, dello scommettere, tanti aspetti esteriori che prima non c'erano negli anni... Diciamo 20 anni fa. Si è cresciuti in un modo dove il calcio veniva visto come uno sport anche con futuro lavorativo. C'era un mio amico, un ex mio amico che diceva a tutti i giocatori: per me il calcio è il lavoro, e quindi quando si va al lavoro si deve avere tutto quello che si è capace in un certo modo senza divagare in altri aspetti. I giovani di oggi probabilmente hanno anche altri pensieri, non soltanto l'allenamento, la dedizione, l'impegno. No, c'è poca cultura in tanti ragazzi che, aiutati anche dai familiari, che molti lasciano la scuola, lasciano le cose più naturali di crescita e vivono di illusioni, vivono di
di specchietti sbagliati e di facile arrivi ai soldi, al benessere, Quando invece poi alla fine a non è questa così. a questa vita che non è il dopo giocare, non è uguale, perché non ci si è abituato, e quindi deve avere questo tipo di cultura educativa per il dopo, andare oltre. per il dopo. Qual è il tuo più grande rimpianto sportivo? Di non essere stato un paraculo in tante situazioni. È una risposta forte, attenzione, questo vuol dire che nel tuo percorso le difficoltà sono state talmente grandi che spesso e volentieri probabilmente avevi proprio bisogno di qualcuno che ti potesse spingere per superarle? No, ho sbagliato io con l'età, mi sono accorto di aver sbagliato, di non essere stato opportunista. Paraculo intendo di sapere approfittare di tante situazioni invece di essere scontroso e di essere determinato nella maniera opposta, al dimettermi. Quanto hai sacrificato allora a questo punto della tua vita per il tuo percorso che hai fatto comunque? Ho sacrificato forse per mie colpe la possibilità di essere un primo attore, però possibilmente mi do delle considerazioni al di sopra di ogni aspetto e magari mi considero, però ho avuto la possibilità di essere importante in certi contesti, e invece l'ho stroncato con il mio ribellarmi. Il tuo ribellarti. E in questo caso i tuoi cari ti hanno aiutato nel tuo percorso? Cioè la parte più importante comunque è rimasta sempre la tua famiglia, i tuoi cari? Non ho avuto mai io la cosa che mi ha visto così, che io non ho mai influenzato, ho fatto partecipi ai miei familiari, ai miei amici nelle mie cose, e quindi anche quando giocavo, mio padre, che è morto giovanissimo, io ero un giocatore del Siracusa in Serie C, è morto a 50 anni, non mi ha visto mai giocare, né mia mamma sapeva, anche lei buonanima, come giocavo, come non giocavo, eppure sono stato diverse volte all'ospedale per incidenti di gioco, e loro erano lontani. Io immagino, c'ho un aneddoto importante, che i primi anni ero un ragazzo, giocavo nel Giarre, allora un Giarre quasi di Serie D, allora si chiamava prima categoria, ma era il valore della Serie D, mi davano 30.000 lire al mese. Mio padre un giorno mi dice: ma è vero che ti danno 30.000 lire? Me l'ha detto un signore. Ho detto: ma che ti dicono queste fesserie, queste cose qua? Io non raccontavo niente a nessuno. Tenevi tutto per te quasi. Sì. E quindi anche nelle cose, col tempo, mia moglie mi ha detto: sei stato sempre, mai così il paraculo, dovevi essere uno che doveva abbassare a certi momenti la testa. Nella valigia della tua vita, che già hai aperto raccontandoci questi aneddoti, comunque che cosa non mancherà mai? Il denaro, la famiglia, il successo, la salute o altro? Per certi aspetti io sono soddisfatto, poi anche perché con rimpianti, però ci sono stati momenti belli, momenti tristi. Ci stavo perdendo anche la salute in un momento particolare, però ho costruito tantissime cose che mi sono piaciute, magari altri ma un po' meno, però che oggi ne trovo un riscontro nelle persone che magari mi conoscono, come stai facendo anche tu adesso. Volevo chiudere con una domanda che è un po' rivolta a chi, finita la carriera calcistica, vorrebbe intraprendere quella del dirigente, dell'allenatore. Quale potrebbe essere il tuo suggerimento più maturo ed intelligente? Io ho detto sempre, c'è un ragazzo che è bravissimo, che è cresciuto non con me, l'ho trovato al Calcio Catania, è un ragazzo brillantissimo. Ho detto: ascolta, io un consiglio, fai sbagliare gli altri. Anche nelle cose, cioè col tempo ho imparato, dove ho fatto gli errori io, fai sbagliare gli altri, aspetta, non dare la risposta tu, fai sbagliare gli Conta altri. fino a 10, come si suol dire. Anche. Tu hai mai contato sino a 10? No, inizialmente no, ultimamente, negli ultimi anni sì. E questo potrebbe essere quindi effettivamente il suggerimento migliore per chi comunque ha un trauma, come hai detto bene tu,
finita la carriera sul campo. Io avevo un presidente che tu sicuramente hai conosciuto, si chiamava Luigi Verna, Assolutamente sì. il presidente del Riposto, diceva sempre, nonostante la prostituta, nonostante potesse avere anche 80 anni, ha ancora da imparare. Guarda, mi viene spontanea una domanda fuori scaletta sul valore dell'amicizia. In questo caso tu personalmente quanto ritieni fondamentale l'amicizia nel mondo del calcio, ammesso che ci sia? Allora, io ne ho pochissimi amici nella vita in genere, ho molti conoscenti. Io ho sempre spiegato, il conoscente e amicizia è una cosa, il conoscente è un'altra. Le migliori amicizie le ho avute come compagni di squadra, perché negli anni, oggi non credo che nascono delle amicizie tra giocatori forti come allora, perché allora c'era il calcio e basta, E la basta. vita è la vita in comune. L'amicizia si diluisce e quindi poi probabilmente un po' tutti fanno percorsi diversi sotto questo punto di vista. Ti ripeto, oggi ci sono troppi momenti diversi, per cui una volta era diverso vivere nel calcio, si stava più assieme, non c'erano tutto questo tipo di strade diverse o amicizie diverse, oppure le presenze anche di persone esterne, da procuratori, da tutti gli stati. C'è un circo adesso c'è che un circolo probabilmente vizioso ti- dove oggi c'è anche la presenza della famiglia, dei genitori, delle compagne, perché c'è molta presenza anche femminile che incide molto nell'esporsi e quindi Si sono rotti alcuni equilibri. sì, molti, no? Sì, sì. E l'equilibrio lo perdono anche molti giocatori in campo. E perché- sappiamo benissimo poi che fine fanno. anche perché poi non sono sereni, non sono tranquilli. Assolutamente. Mario Marino, grazie per essere stato al nostro faccia a faccia, perché abbiamo cercato di scoprire anche l'altro lato, non soltanto del dirigente sportivo. Non lo so, io spero di aver dato un contributo alla trasmissione. Assolutamente di presenza. sì. Ti ringrazio. Ma io ringrazio te. E un in bocca al lupo per tutto. Grazie ancora, spero di esserci ancora nel calcio. Grazie per essere state con noi. Appuntamento con il prossimo faccia a faccia. Merry Christmas! E dopo il faccia a faccia con Mario Marino, adesso il face to face con Mister Pierpaolo Alderisi. Bentrovati a Face to Face. Il nostro faccia a faccia oggi prevede la presenza qui in studio di Pierpaolo Alderisi. Ciao Pierpaolo, Ciao bentrovato. Ettore, grazie dell'invito. Cercheremo di scoprire gli altri lati, non soltanto sportivi, di Pierpaolo Alderisi. Non troppo però. Non troppo, lo promettiamo. Soltanto 7 domande, cercando magari di carpire quelle che sono un po'... E io in linea prometto di massima. dire la verità. Prometti di dire la verità? Bene, ci credo. Allora, la prima domanda è la seguente. Ti emoziona di più allenare i giovani oppure i giocatori di categoria? Mi piace allenare, mi sono reso conto in tutti questi anni di percorso che è bellissimo per me, e mi dà uguale emozione allenare i piccolissimi bambini così come gli adulti. Ho avuto la fortuna di fare tutto un percorso, completo. no, completo e oggi posso dire, avendolo fatto per intero, che per me l'emozione grande non è tanto allenare i bambini o i ragazzi o gli adulti, ma proprio allenare. Quale deve essere secondo te il limite tra allenatore amico e un allenatore normale? L'allenatore, così come il genitore, non è un amico, non può essere, almeno dal mio punto di vista. È chiaro che devi dare la possibilità al giocatore di venirti incontro, di stare nella tua zona, fra virgolette, diciamo di confidenza quando ne ha necessità, però credo che per il ruolo che ha l'allenatore non debba può avere un ottimo rapporto amicale con i giocatori, però, rispettoso, però deve mantenere il suo ruolo, e quindi il suo ruolo presuppone, dal mio punto di vista e per la mia esperienza, che non debba o possa essere l'amico dei giocatori. Pierpaolo, ma secondo te quali sono state le
amarezze più brutte dopo una partita persa? E se ci sono state, e sicuramente ci saranno state, le amarezze più belle invece dopo una bella partita vinta? Ma diciamo perdere non è mai ovviamente piacevole. Quando mi è capitato, dico, ho perso tante partite, ne ho vinte tante, insomma, quindi posso rispondere con piena convinzione che il rammarico più grande è quando magari perdi una partita e non lo avresti meritato per quanto la squadra ha espresso durante la stessa, ecco, quindi questo è il rammarico più grande. Poi amarezze quando si vince, devo dire che ce ne sono davvero poche, perché poi la vittoria nasconde e cela tantissime cose anche negative, quindi quando si vince intanto hai quella sensazione positiva, insomma, di aver ottenuto qualcosa di bello e te la Ma trascini tutto questo per qualche ora. si riflette magari con le persone più care, no? Purtroppo sì, in senso positivo quando si vince, ma anche purtroppo in senso negativo. È qualcosa che ti scrolli di dosso dopo qualche giorno, ecco, almeno per quello che mi riguarda. Poi è chiaro che essendo di natura un ottimista, anche quando le cose non vanno bene cerco di guardare sempre il bicchiere mezzo pieno, perché credo che anche questo sia una delle caratteristiche che un allenatore deve avere, quello di dare visione e positività e prospettive positive anche ai propri giocatori. Però certo è complicato e capita spesso, insomma, anche che una partita persa te la porti anche a casa. Fortunatamente con l'esperienza ho imparato anche a cercare di scindere. se posso sì, ma comunque ad accorciare quei tempi per metabolizzare una sconfitta, non portarla troppo in là nei giorni, e in questo diciamo stiamo diventando bravi, ma ancora siamo in cammino. Senti, un fatto scaramantico può diventare poi però per un allenatore una cosa di abitudine? Ecco, E poi, insomma, tu ne hai qualcuno? ma tendenzialmente, essendo diciamo di sangue anche partenopeo, quindi qualche nota di scaramanzia l'ho portata avanti, no, negli anni. Poi ho cercato di liberarmene perché mi rendevo conto, insomma, che non erano cose, non ho un particolare gesto di scaramanzia, ma prima di ogni gara bacio il crocifisso che mi regalò mio padre prima di andarsene, ma quella più che una scaramanzia è un modo di sentirmi ancora vicino a lui. Schemi, passaggio corto, passaggio lungo, sovrapposizione, marcamento a zona, marcamento a uomo. Ma Pierpaolo, ma secondo te tutto questo serve per giocare a pallone? Allora, è chiaro che sono dettami che rendono il gioco più organizzato e più evoluto. Poi, per quella sempre che è la mia esperienza, bisogna anche che si lasci il talento libero di esprimersi. Un buon allenatore, dico sempre, soprattutto a livello di settore giovanile, è quello che fa meno danni possibili e li fa soprattutto con i ragazzi che dimostrano di avere un talento innato, ecco, per questo gioco. Poi è chiaro che uno dei compiti dell'allenatore è quello di organizzare il gioco della propria squadra, ma ovviamente l'organizzazione del gioco della propria squadra non deve diventare, fra virgolette, una prigione per i calciatori. Cioè non ingabbi ma i deve tuoi essere, giocatori. no, deve essere qualcosa che i calciatori percepiscono come un potenziamento delle proprie abilità e che li aiuta a esprimere ancora meglio le proprie abilità. Non è sempre facile che questo avvenga, però questo è quello in cui credo come allenatore rispetto a quello che tu mi chiedi. Certo. Nel tuo percorso sia da calciatore che da allenatore, hai mai avuto un riferimento, un amico con il quale magari ancora tuttora ti confronti? No, il mio devo dire, è stato un percorso un po', fra virgolette, solitario, no? Un percorso di formazione solitario, anche perché non mi piace, ecco, diciamo, mischiare l'attività lavorativa con quello che è la mia vita privata, e quindi anche i miei amici, che peraltro sono i miei migliori amici e anche ragazzi con cui sono cresciuto anche giocando peraltro a calcio, però preferisco con loro parlare di tutt'altro. Riesci a scindere? Perché, sì, voglio scindere, perché insomma poi diventa, mi rendo conto che la passione è talmente tanta che poi diventa quasi una malattia, e con le amicizie, con la famiglia, con i figli, insomma è bene
tenere un po' fuori queste cose Ci e riesci? godersi il Ma momento. ci riesci? La consapevolezza è che ci provo, a volte ci riesco, a volte no, però almeno so che ci devo provare e già questo mi mette a posto con la mia coscienza. Senti, quante persone hanno permesso, insomma, di realizzare i tuoi sogni? Ma credo innanzitutto ovviamente i miei genitori, mio padre e mia madre, che mi hanno sempre lasciato libero di esprimere le mie potenzialità fin da quando ero piccolo. Poi c'è chiaramente la persona che tuttora mi ha aiutato in tanti modi diversi a realizzare, insomma, quello che è il mio percorso professionale. Assolutamente mia moglie, che da questo punto di vista è una vera e propria santa, ha una pazienza incredibile, mi lascia che io abbia tutti gli spazi che per fare questo genere di attività nel mondo del calcio sono purtroppo necessari. Abbiamo dunque concluso questo spazio dedicato al faccia a faccia con Pierpaolo Alderisi. Grazie Pierpaolo, abbiamo cercato anche di capire quali sono anche le tue caratteristiche al di là di un campo di calcio. Sì, ho un ultimo sogno da realizzare, quello di fare un faccia a faccia a parti invertite, però avrei tante curiosità da chiedersi, Sì. prima o poi spero che possa La cosa capitare. mi piace, chissà, magari può darsi la prenderemo in considerazione, ma io ho tanti segreti e forse ci vorrebbe più di una trasmissione. E vabbè, faremo una serie televisiva. Va benissimo, la tua spontaneità ci piace ed è una cosa che metti secondo me anche molto quando alleni, spontaneo nel carpire quali sono i giocatori che in quel momento vanno e altri che invece non vanno. Il giocatore, se non sei te stesso, se ne accorge, così come le persone che ami, se non sei te stesso se ne accorgono sempre. La verità è la cosa più importante, essere Sempre. se stessi sempre. Esatto. Grazie per Paolo. Grazie Ettore, alla prossima. Grazie a Pierpaolo Alderisi e appuntamento al prossimo Faccia a Faccia. Auguri e buone feste dalla Giada Immobiliare. La professionalità come punto di partenza, la qualità dei servizi come riferimento essenziale. Tutto questo è Giada Immobiliare di Giuseppe D'Antone. Servizi di compravendita ed affitti, supporto per concessioni mutui e consulenza finanziaria ed inoltre assistenza a partecipazione ad aste giudiziarie e consulenza tecnico-legale. Giada Immobiliare, via Etnea 734, Catania. Info 095 61 74 981 oppure 095 61 74 973. Visita il sito con le nostre proposte www.giada-immobiliare.it. Il Natale da Giada Immobiliare è famiglia, è casa. Nel nostro faccia a faccia, nel nostro face to face, oggi ospitiamo il presidente dell'Enna Calcio, Luigi Stompo. Salve presidente, ben trovato. Ciao Ettore, grazie. Dobbiamo cercare di capire quali sono gli altri lati, non soltanto sportivi, del presidente. Il calcio è una parte importante della sua vita, ma qual è la sua vera passione al di là del calcio? La mia passione, se parliamo solo di passione come hobby, è il calcio, non ne ho altre sinceramente. Poi chiaramente c'è il lavoro che mi assorbe tanto, perché per fortuna Certo. ovviamente, però devo essere sincero che anche adesso anche l'Enna Calcio è diventato un lavoro importante, perché Impegnativo. perché se lo devi fare in un determinato modo occorre impegno, occorre presenza e occorre anche visione, quindi devi impegnarti in quello che fai, altrimenti rischi di
di non fare bene. Tra l'altro è fondamentale poi avere dei collaboratori che stanno sempre sul pezzo e che possono documentare appunto il lavoro che viene svolto giornalmente in una società, in questo caso di eccellenza, ma con prospettive. Assolutamente, tu mi dai l'occasione di ringraziare tutti i miei collaboratori perché fanno un lavoro incredibile. Parto intanto da Salvatore Lomonaco, signor Barresi, Mariano Manfrè, Andrea Scriminacci che mi ha accompagnato adesso, il dottore Montesano che è una parte importantissima della società, cioè, una figura importante. Per cui tutti facciamo un lavoro, lo facciamo assolutamente con passione, cioè è questo che ci contraddistingue. Se tu togli la passione nel calcio Non ne vale la fetta di entusiasmo. non ne vale la pena fare nulla. È vero, è vero. Perché il mondo del calcio è così ingarbugliato? Troppi compromessi, troppe valutazioni inaspettate? Ma guarda, io devo dire la verità, quando ci troviamo a parlare con Fabio del mondo del calcio, ci chiediamo come mai noi siamo entrati a far parte del mondo del calcio. Lo dico sinceramente, perché vedo un'approssimazione, vedo, come dici tu, tante cose ingarbugliate, non lineari. Quando tu provi a fare le cose lineari nel mondo del calcio ti prendono per scemo. Un pesce fuor d'acqua. Ma hai visto che buono, cioè, partono da questo presupposto, capito? Invece secondo me la differenza sta proprio lì. Cioè, noi a Enna penso che abbiamo portato questo tipo di mentalità, di fare le cose per bene, di organizzarci come impresa reale, perché il calcio oggi è un'impresa a 360 assolutamente gradi. sì, solo così puoi reggere il colpo, perché noi consideriamo che siamo Enna, per fare il caso dell'anno scorso, è un quartiere scarso di Siracusa. Attenzione, noi siamo 25.000 abitanti, Siracusa ne fa 120.000 con tutto l'indotto che ha. Certo. Chiaramente ritengo che giocare la stessa partita a Siracusa noi abbiamo fatto un miracolo sportivo. È una tripla soddisfazione. Ma assolutamente. Peccato che poi non è finita in gloria, però diciamo che quella è un'altra storia. Questa è un'altra storia sportiva. È un'altra storia. A proposito di storie, sottolineiamo che l'Enna so che vive una bella realtà giovanile. Cosa serve oggi alle scuole calcio, non dico per emergere, ma per avere anche delle belle soddisfazioni? Allora, innanzitutto occorre la materia prima, cioè i ragazzi. Bisogna che le famiglie, io mi rivolgo alle famiglie, che li spingano a giocare i ragazzi, perché li vedo, io mi ricordo quando eravamo noi giovani, avevamo proprio solo quello. Cioè, il problema, adesso è tutto cambiato. I ragazzi proprio li devi pregare per andare a giocare a pallone. Per cui noi abbiamo un settore giovanile importante, perché abbiamo tutti i settori, dai piccoli amici fino all'Under 19, abbiamo tutte le categorie, abbiamo più di 220 iscritti, dei tecnici preparatissimi. Chiaramente ci vuole tempo, perché per tanti anni a Enna c'è stato poco. O quasi niente, per cui rifondare tutto non è stato facile. Avete risvegliato un nuovo entusiasmo. Abbiamo risvegliato, sì, esattamente. Quello che io vedere tutti i ragazzini che vengono allo stadio, che fanno la fila per entrare con i calciatori in campo, cioè questa è la cosa che mi spinge ad andare avanti, più che la vittoria o qualunque altra cosa. Ma è sufficiente secondo lei avere passione nella vita per poi trasferirla verso la passione sportiva, questa voglia di farcela e di lottare quasi quotidianamente? Ma sì, quello fa parte del carattere di ognuno di noi. Cioè, io, per quello che mi riguarda, sia nella vita che nel lavoro, cioè, faccio tutto con passione, con la voglia di migliorarmi. Ogni giorno mi alzo la mattina per andare al lavoro cercando di imparare qualcosa, non di insegnare, di imparare qualcosa. Allora questa visione secondo me ti porta sempre a migliorarti giorno dopo giorno, perché il giorno che pensi di essere arrivato, allora è il momento che devi smettere. È vero, è vero. Poc'anzi abbiamo parlato dei settori giovanili, mi viene in mente però forse un grande problema che c'è nei settori giovanili, che sono gli allenatori, i genitori, che creano spesso e volentieri molti malintesi, molti malumori. Ecco, voi come avete organizzato sotto questo punto di vista il vostro rapporto società-genitori? No, guarda, questo è il problema. No, non è uno dei problemi, quello è il problema, perché chiaramente ogni genitore vuole il massimo per il proprio figlio, però io non mi ricordo la buonanima di mio papà
che è venuto a vedersi mai una partita mia o un allenamento mio, mai. Forse alla fine, proprio quando giocavamo giusto per scherzare. Questo era il tipo di rapporto che secondo me, non dico che non bisogna andare a vedere i propri figli, però bisogna far fare il lavoro a chi è adibito a fare Diciamo quel che lavoro. bisogna essere un po' più equilibrati? Assolutamente, assolutamente. Noi abbiamo visto anche nella nostra crescita che abbiamo avuto negli anni per la prima squadra, abbiamo avuto questi problemi, come mai mio figlio non gioca, perché mio figlio non rientra più nei piani. Chiaramente più tu vai avanti, più è una selezione naturale, c'è poco da fare. È come la Juve quando ce ne sono, è Torino, quando ce n'è di Torino che giocano nella Juve, pochi. Chiaramente, così sarà Enna, è tutto cosa. rapportato. Assolutamente. Il ruolo dell'amicizia nella sua vita e anche nel rapporto nei confronti anche del gruppo squadra dell'Enna. No, guarda, per me è fondamentale, io baso tutto sul rapporto umano, cioè io faccio qualunque cosa se sto bene con le persone con cui devo lavorare o devo fare qualcosa, quindi lo vedono anche i miei ragazzi, con i ragazzi più che presidente sono un amico, perché a parte la giovane età, ritengo, cioè, a parte la giovane età, però è il mio modo, cioè io cerco di rapportarmi con i ragazzi, con le persone con cui lavoro in un modo solare e sincero. Poi chiaramente ci sono rapporti che vanno bene, altri che vanno meno bene, però l'approccio è quello. Questo nel caso del gruppo squadra. Nel caso suo personale, nei confronti dei suoi amici che magari di calcio non sono attratti? No, ma io proprio ieri ne parlavo con mia moglie, guarda caso, cioè io ho una delle mie caratteristiche è quella che sto bene ovunque, cioè perché al di là del calcio, in qualunque tavola, diciamo così, imbandita, io sto bene con chiunque, sia chi si occupa di calcio, chi per lavoro, chi perché è il mio modo di essere, cioè essere tranquillo, solare e amico di tutti. Ha un atteggiamento normale quotidianamente? Assolutamente sì. Per chiudere, tutti abbiamo una valigia dei sogni. Se lei la dovesse aprire, quali sono le 2 cose che piacerebbe tirare fuori? Ma guarda, per quanto riguarda la vita quotidiana, io spero intanto che il lavoro vada bene, la salute per i miei cari e per le persone a cui voglio bene, questa è la cosa principale, per tutto il resto... Scontata, ma ci sta bene. Ma assolutamente, cioè, tutto il resto poi gira, non è un problema. Dal punto di vista sportivo, guarda, il sogno di tutti i tifosi ennesi è rivedere l'Enna tra i professionisti, quello è un sogno, a oggi è un sogno, però ci lavoriamo. I sogni spesso e volentieri diventano realtà, almeno questo era il detto sino a un paio di anni fa, ma lo è ancora tuttora. Presidente, è stato un piacere averla ospite qui nel nostro Faccia a Faccia, spero che si sia raccontato nella massima spontaneità. Io ti ringrazio dell'invito, grazie per la bella sorpresa del face to face che non lo sapevo, è stato un piacere, grazie ancora per l'invito. Grazie per la sua presenza, noi ci fermiamo qui, appuntamento al prossimo Face to Face. La tecnologia e la competenza al vostro servizio. Energy Clima, Technology for Life. Il riscaldamento ed il condizionamento non sono più un problema. Da Energy Clima, servizio, qualità ed efficienza nel montaggio e smontaggio. Ed inoltre smaltimento del vostro vecchio impianto. Energy Clima, soluzioni uniche per il riscaldamento solare e fotovoltaico. Da Energy Clima, le marche più prestigiose del settore. Climatizzazione Fujitsu, Hisense, Baxi, Mitsui, Toshiba, Clivet. Energy Clima, assistenza completa, dalla manutenzione al bollino di verifica della vostra caldaia. Pagamenti con rateizzazione agevolata ed inoltre detrazione fiscale tramite pratica Enea. Energy Clima. Visitate il nostro punto vendita a San Giovanni La Punta in via Montello 7/A. Infoline 095 80 37 031. Energy Clima. Technology for Life.
La puntata odierna del nostro Christmas Edition di Penalty adesso si conclude con uno dei faccia a faccia più interessanti, addirittura con un campione mondiale. Parliamo di Moreno Torricelli. Nel nostro faccia a faccia oggi un personaggio importantissimo, nazionale, un personaggio che ha legato il proprio nome ad una leggenda, quella della Juventus. Parliamo di Moreno Torricelli. Ciao Moreno, ben trovato. Ciao, grazie dell'invito. È un faccia a faccia un po' particolare perché cercheremo anche di scoprire gli altri lati, seppur già conosciuti, di Moreno. Che rapporto c'hai con il calcio di oggi? Ma sono sempre un grandissimo appassionato di calcio, avendo praticamente giocato tutta una vita e fatto parte di questo mondo. Lo seguo ancora con un po' meno, diciamo, enfasi, però lo seguo perché il calcio, secondo me, è lo sport più bello del mondo. Senti Moreno, quali sono state le caratteristiche, le componenti che hanno un po' contraddistinto il tuo percorso? Ma diciamo che la mia storia è un po' particolare, per chi non lo sapesse, fino a 22 anni giocavo nel campionato di dilettanti e dopo di punto in bianco è arrivata l'occasione di fare un amichevole con la Juventus E sei stato catapultato poi. E da lì è nata la mia carriera importante, bella, soddisfacente, che mi ha portato nell'elite del calcio mondiale. Quindi la componente trovarsi al posto giusto, nel momento giusto, probabilmente è quella giusta. Assolutamente sì, io guardando la mia storia dico di sì. Ho avuto anche, c'è un'altra componente fondamentale che ho avuto in Giovanni Trapattoni, la persona che ha creduto in me, perché non so quanti allenatori avrebbero messo la propria faccia per lanciare un ragazzo nel merito sconosciuto alla Juventus. Lui ha avuto questo coraggio. Ben ripagato però direi, eh? Sì, poi col senno di poi credo che abbiamo vinto in due, insomma, però il suo coraggio è stato fondamentale. Senti, invece la componente amicizia nel mondo del calcio, tu che lo hai vissuto certamente a grandissimi livelli, quanto ha inciso? Ma all'interno di uno spogliatoio dove ti frequenti praticamente tutti i giorni dell'anno è fondamentale andare d'accordo, è fondamentale instaurare rapporti che vanno al di là dello sport, perché l'unità del gruppo, l'amicizia, il senso di appartenenza tra compagni è quello che ti porta a vincere o a perdere un campionato. Ma può incidere anche l'amicizia con i giocatori al di fuori del rettangolo di gioco? Certo, certo. Frequentandoti tutti i giorni chiaramente entri in una sintonia particolare. L'amicizia nasce non con tutti in egual misura, certo, però giusto. insomma il fatto fondamentale credo che siano anche delle mogli che vadano d'accordo anche loro per poter instaurare dei rapporti anche al di fuori, ma in un ambiente soprattutto come quello della Juventus tutto è volto per creare quella sintonia, quella sinergia tra giocatori, tra famiglie, tra mogli per poter rendere al top. Al top, equilibri tutti sulla stessa linea per un risultato unico, che in questo caso è quello della vittoria. Mentre invece la famiglia tua personale, sotto questo punto di vista, ha inciso comunque sul tuo percorso? Sì, è fondamentale avere una famiglia, avere dei figli, stare bene a casa, perché è molto bello giocare a calcio, però ti assorbe quotidianamente 24 ore su 24, che se non si è supportati in primis dalla moglie diventa un po' più complicato. C'è tanta pressione,
ci sono tanti viaggi, sempre sotto l'occhio del ciclone. Anche tante assenze proprio in famiglia. Assolutamente sì, e per cui avere a fianco una persona che ti capisce, che ti supporta nei momenti di difficoltà soprattutto è fondamentale. Avrai sicuramente tanti aneddoti da raccontare, ma io te ne chiedo uno in modo particolare. Mondiali del 1998 in Francia, dove tu sei stato inserito nella lista dei 22. Ecco, quello è un mondiale molto particolare, lo abbiamo perso ai rigori, però è anche vero che dentro c'era tanta storia da raccontare nel duello del Piero, Totti e tutto il resto, Baggio. Ecco, in questo caso il tuo aneddoto su quel mondiale? Ma guarda, eravamo una squadra fortissima, avevamo dei talenti straordinari, tu ne hai citati 3 su tutti. Beh, c'è tutto il compartimento difensivo. Maldini, Cannavaro, Nesta che purtroppo si fece male, sì. C'era Bergomi, eravamo veramente un gruppo eccezionale, però si sa, sono talmente partite difficili. E giocare contro la Francia, in casa della Francia, che insomma la Francia di Zidane era forte, molto forte, e peccato che siamo usciti, perché io credo che quella partita lì è passata la Francia e alla fine ha vinto il mondiale. Se passavamo noi potevamo andare in fondo, però quello fa parte del gioco. Certo. Tu sei forte, gli altri sono altrettanto forti, sfidarsi è bello. Purtroppo i rigori non ci sono andati bene, peccato. Avresti rischiato di alzare anche tu la Coppa del Mondo, però è anche vero che hai alzato tantissime coppe, come ad esempio soprattutto quella della Champions League, che a sua volta prima si chiamava Coppa dei Campioni, certo. L'ultimo trofeo ancora vinto dalla Juventus. Ecco, anche in questo caso penso che di aneddoti ne avrai tantissimi. Sì, hai detto bene, si chiamava ancora Coppa Campioni e partecipava chi vinceva il campionato. La Juventus era da 9 anni che non vinceva il campionato, è arrivato Lippi, siamo riusciti l'anno prima a centrare la vittoria del campionato e poi la cavalcata lì della Coppa Campioni è stata fantastica, perché ci siamo trovati a giocare contro il Real Madrid per la prima volta, la mia prima volta al Bernabéu, che secondo me è uno degli stadi più belli del mondo. Il vecchio Bernabéu, perché adesso a sua volta è stato di nuovo rinnovato. Il vecchio Bernabéu, e per cui sono cavalcate che con il gruppo che eravamo, perché eravamo veramente un gruppo eccezionale, abbiamo fatto qualcosa di incredibile, che ce lo ricordano ancora tutti, è vero. Che nessuno ci potrà portare via. Mai, mai, mai. Attenzione, perché in quel gruppo c'è un personaggio che è stato amato alla follia, Gianluca Vialli. Che rapporto avevi con Gianluca e che cosa ti porti sempre nella tua scatola dei ricordi? Guarda, secondo me Gianluca è l'unico vero grande leader che ho avuto io, il più grande, perché ognuno a suo modo è leader nello spogliatoio, i Del Piero, i Baggio, insomma tutti questi grandi personaggi, però credo che Gianluca aveva un qualcosa in più sotto questo profilo. Io sono arrivato dalla falegnameria proprio nell'anno che è arrivato Vialli, e mi ricordo che le prime volte avevo paura di parlargli, perché aveva talmente tanta personalità che non riuscivo a avvicinarlo. E dopo, a distanza di mesi, che tra battute, perché lui nello spogliatoio è uno che gli piaceva ridere e scherzare, dopo mesi che sono entrato un po' più in confidenza, gli ho detto del mio disagio iniziale. E lui cosa ha risposto? E lui mi ha detto: guarda, non sei il primo che me lo dice, io non so il perché, però non sei l'unico che me l'ha detto. E questa è della sua grande personalità, io credo che... La semplicità. Di quel gruppo vincente, di quella Juve, lui è stato un grandissimo artefice assieme a Lippi, anche perché si conoscevano dalla Sampdoria, sì. E lui faceva da tramite tra capitano qual era, tra spogliatoio e il mister Lippi,
e hanno creato veramente qualcosa di incredibile. Leader assoluto, in poche parole. Leader Assoluto. numero uno. Abbiamo parlato di tanti successi, però è anche vero che la vita di un calciatore è anche fatta di amarezze. Qual è l'amarezza che appunto tu vorresti dimenticare ma che comunque hai vissuto? Ma guarda, abbiamo vinto la Champions e ne abbiamo perse altre due, ho perso finale di Coppa UEFA, ho perso magari tante cose, ma che vorrei cancellare no, perché credo che nella vita di un Serve atleta serve veramente tutto e devi accettare la sconfitta, perché è vero che in quegli anni noi eravamo il punto di riferimento a livello europeo. In 4 anni abbiamo fatto 4 finali, 3 di Champions e una di UEFA, abbiamo vinto 3 campionati, eravamo veramente, per dirne una, c'era Alex Ferguson che veniva al Comunale a vedere i nostri allenamenti. E quindi Insomma, è tutto dire. È tutto dire. Però non cancellerei, diventerebbe troppo facile dire le finali le rigiocherei, ma le potrei riperdere. Fa parte di un percorso, è vero che l'amarezza è tanta, perché quando perdi appuntamenti così importanti brucia tanto. Perché sai che potrebbero non ritornare. Assolutamente, però per arrivare a quella sconfitta in finale ci sono state 5-6 partite che ci siamo tolti delle grandissime soddisfazioni, quali andare a Manchester a vincere a Manchester, giocare con i più grandi giocatori al mondo e batterli. Sai, perdere purtroppo fa parte, uno deve perdere, gioco, fa parte del gioco. Bisogna stringere le mani agli avversari che sono altrettanto forti come te. Giusto. Percorso iniziato nella Cariatese, quindi campionato nazionale dilettanti, percorso che è partito dal livello più basso ma che ti ha portato a grandissimi livelli. Ecco, per chi adesso in questo momento sta giocando nel campionato dilettantistico, qual è il tuo suggerimento? Tu che hai vissuto e costruito il tuo percorso. Ma guarda, non saprei cosa dire, nel senso che io mi divertivo tanto anche a giocare in interregionale, in nazionale dilettanti. Guadagnavo dei soldini, ero un ragazzo giovane per cui non faceva neanche male, e mi piaceva il senso di appartenenza, lo spogliatoio, e a me è sempre piaciuto, siccome giocavo al paese, perciò i vecchietti del paese ti venivano a vedere. Eri diventato un riferimento. Ok, ero il passatempo della domenica per quanto riguarda i discorsi da paese, e per cui io entravo in campo con l'idea che la gente parlasse bene di me. No? Io non sono mai stato un giocatore ultra tecnico, però ero un giocatore che non mollava mai, che correva tantissimo, gli piaceva non mollare mai, vendere cara la pelle, e questo è stato un po' il mio modo di essere, che poi mi sono portato anche alla Juventus. E il fatto che la gente parlasse bene di me è stato fondamentale. Poi il divertimento è fondamentale, perché se no non ci puoi stare neanche in Serie A se non ti diverti. Quindi il suggerimento giusto per chi fa in questo momento un calcio dilettantistico è quello di divertirsi. Non prendersi poi alla fine troppo sul serio. No, cercare di fare le cose bene, meglio delle proprie possibilità. E poi, per quanto riguarda la mia storia, quando è arrivata l'occasione, sfruttarla al massimo. Cercare di sfruttarla, anche perché quando mi chiamano, guarda, c'è da andare a fare un amichevole con la Juventus, e io, con la Juventus o contro la Juventus? No, con la Juventus. Un po' di paura mi era presa, perché sarò all'altezza, non sarò all'altezza, poi piano piano ti metti lì e dici... Una forma di responsabilità giusta. Giocare a pallone so giocare, vado là, cerco di fare il meglio che posso. Ed è andata bene, incrociando giustamente le dita. Poi è andata. Abbiamo parlato del mondo Juve, però è anche vero che nella tua vita sportiva c'è anche un mondo viola. Come suddividi questi due mondi che hanno fatto parte della tua vita calcistica?
Ma guarda, io ti dico, la Juventus è uno dei più grandi club al mondo. La popolarità che ti dà la Juventus non te la dà nessun'altra squadra in Italia. La Fiorentina era una bella squadra, io insomma anche per l'odio che c'è la rivalità che c'è tra le due squadre, ci ho pensato un attimino prima di andare. Immagino. Però, come ho detto più volte, è un senso di riconoscenza sull'uomo che mi ha lanciato. Trapattoni. Trapattoni era allora l'allenatore della Fiorentina e mi sono sentito quasi in dovere di ripagare la fiducia che mi aveva dato 6 anni prima. Fiducia ripagata perché proprio quell'anno, insomma, avete fatto una stagione bellissima, Battistuta era imprendibile, no? Eravamo una bella squadra, sì, eravamo una bella squadra, siamo stati a lungo in testa al campionato, poi abbiamo mollato un po' nella seconda parte, siamo arrivati terzi qualificandoci sempre per la Champions League, che per Firenze era qualcosa di straordinario. Grande successo, grande successo. Per chiudere, in tutto questo calcio multimiliardario, l'Arabia Saudita che c'entra? È il dio denaro, il potere di acquistare, di fare, di costruire città, skyline adesso. Non lo so, sicuramente stanno crescendo, non mi piace tanto l'idea che hanno che se un giocatore guadagna 1 lo prendono per 10, sta un po' falsando anche queste l'equilibrio. cose qua. Sì, anche perché io non sono mai stato così veniale. Io credo che i giocatori top player, perché vanno a prendere i top player, certo, non sicuramente un Torricelli della situazione, ma vanno a prendere Ronaldo così. Non credo che se continuassero a giocare in Europa farebbero la fame, per cui la differenza tra guadagnare 10 e 20 non c'è tanta è assolutamente differenza, per cui importante, io preferisco mettermi più alla prova, inseguendo ancora il sogno di rivincere un pallone d'oro, di rivincere una Champions, un campionato, ma nei campionati che contano. Insomma, questo calcio 3.0 ci piace, però poi alla fine anche il nostro campo interno, il nostro orticello ci piace. Io storgo un po' il naso su questo tipo di scelte. È vero, la condivido assolutamente. Moreno, è stato un piacere incontrarti. Piacere mio. Mi ha fatto piacere perché ti sei raccontato in una maniera assolutamente libera. Grazie. E ti auguro le cose più belle per il tuo avvenire. Grazie mille. Grazie a Moreno Toricelli, il nostro personaggio del nostro Face to Face. L'indimenticabile campione Moreno Toricelli, che con il suo faccia a faccia chiude la puntata speciale di Penalty, un'edizione tutta natalizia. Grazie per essere stati con noi, appuntamento alla prossima. It's Christmas time. There's no need to be afraid. At Christmas time, we let in light and we banish shade. And in our world of plenty, we can spread a smile of joy. Throw your arms around the world at Christmas time. And the Christmas bells that ring are the clanging chimes of doom.
Christmas!